I carabinieri di Lamezia Terme hanno tratto in arresto per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico DRG, 78 anni, originario della provincia di Napoli, a Nogera Terinese, per un periodo di vacanza. I militari, al termine dei vari accertamenti, hanno dichiarato in stato d'arresto l'anziano, che in attesa dell'udienza di convalida è stato sottoposto, data l'anzianità, agli arresti domiciliari. Sono stati in migliaia a partecipare ieri sera a Motta San Giovanni alla fiaccolata per chiedere la liberazione di Francesco Azzarà, l'operatore di Emergency rapito nei giorni scorsi in Sudan. Il corteo, che ha percorso le principali vie del paese, ha visto in testa il sindaco di Motta, Paolo Laganà, con la fascia tricolore. L'autovettura del vicecomandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e quella di un sottufficiale sono state date alle fiamme questa notte, dopo essere state cosparse di benzina. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 nel cortile della sede portuale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impedito alle fiamme di propagarsi. Delle indagini si sta occupando la squadra mobile di Vibo. Si terrà domani 20 agosto alle 21:30 sulla banchina dello Yachting Club di Crotone lo spettacolo Command Performance. Unico nel suo genere visto che unisce teatro, musica, canto, danza acrobatica e arti circensi in un turbinio di luci ed effetti speciali su un vascello di 30 metri. Lo spettacolo Caravan Stage Company, il primo teatro galleggiante del mondo, è stato presentato stamattina a bordo del battello, alla presenza dell'assessore provinciale alla cultura Giovanni Lentini.